Sì, sicuramente come dici tu è stata una parata di riflesso assolutamente, una di quelle parate che vengono quasi istintive per chi fa insomma questo mestiere. Più che una grande parata è stata una parata importante per il momento che stavamo passando, stavamo un pochettino soffrendo l'inerzia dell'avversario e quindi per il momento in cui è avvenuta è stato un intervento importante più che una grande parata. Per quanto riguarda l'infortunio, sì, fortunatamente insomma, mi era stata diagnosticata una lesione del tendine, non so se la diagnosi è stata un pochettino affrettata, comunque i tempi di recupero sono stati indubbiamente minori rispetto a quelli che mi avevano diagnosticato e all'incirca in un mese sono riuscito insomma, a rientrare. Non ti nego che il dolore a volte ancora c'è, però sono riuscito a recuperare appieno insomma, delle mie possibilità ed ora stiamo cercando di risalire una classifica che ci ha visto per 5-6 partite insomma, andare un po' in calo e perdere delle partite anche a volte non solo per demerito nostro ma anche per meriti degli avversari o sinceramente anche a volte per demeriti degli arbitri, però comunque stiamo ritornando. Sicuramente questo è uno sport dove la rapidità, il giocare a due tocchi, il velocizzare l'azione rende sempre un pochettino di situazioni pericolose rispetto ad un gioco statico dove c'è una prima punta che ti tiene palla e magari ti rallenta anche un po' l'azione. Però comunque giocare con le tre punte davanti secondo me rapide secondo me è un intervento insomma iniziale che si può provare, vedere come va la partita e sicuramente dà dei frutti per quanto riguarda secondo me l'inizio della gara. Poi la gara va assolutamente gestita e la prima punta ti aiuta a magari tenere un po' palla là davanti, far respirare la difesa, far salire i compagni, cercare appunto di gestire un po' di più la partita, cosa che purtroppo noi ancora non riusciamo bene a fare, visto che andiamo sempre un po' in affanno negli ultimi minuti della gara. Però comunque sì, la rapidità in questo gioco la fa da padrone, quindi penso che avere tre giocatori rapidi davanti come ce l'abbiamo noi è importante. Sì, tra primo e secondo tempo ci siamo un pochettino riuniti tutti quanti con il mister che ci dava insomma dei dettami più che altro tattici e cercava un po' di stimolarci per cercare di stringere un attimino i denti, di fare quadrato e cercare di riaddrizzare una situazione che si era messa un po' male in quanto eravamo andati in vantaggio di 2 gol, poi nel secondo tempo proprio ci hanno recuperato, però già si vedeva che tra primo e secondo tempo c'era stato un piccolo calo e eravamo andati un po' in affanno. Comunque fare gruppo è sempre positivo, quindi quando ci sono queste situazioni insomma ben vengano perché mettersi là, riunirsi, cercare di trovare una soluzione, darsi una mano sia al di fuori del campo che dentro al campo è sempre una cosa positiva. Quindi sì, è stato più che altro uno stimolo per tutti quanti per cercare di fare sempre un pochino meglio e cercare di chiudere la partita insomma sempre in vantaggio, quindi di andare a vincere la partita perché per noi era troppo importante, è importante ora dare continuità, quindi è stato importante anche quel gesto che è venuto anche quello spontaneo, non è stato niente di ricercato, però sono importanti queste situazioni.